come gruppo consigliare assieme ai colleghi Francesco Martinez e Nicola Conficoni abbiamo fatto una nota in cui abbiamo proposto alla Regione che valuti il ricorso al Consiglio di Stato contro questa sentenza del TAR, su cui ovviamente sulla sentenza, come dice giustamente lei, non ci si pronuncia, però la sottolineatura la faccio rispetto a quei firmatari, a quei cittadini che hanno firmato, e noi è giusto che tuteliamo il più possibile, e vale per questa petizione, vale per le altre petizioni che possono esserci, tuteliamo i cittadini nella loro libertà di esprimersi e dire come la pensano. La valutazione senz'altro la Regione farà su un appello, su un ricorso, anche per vedere tutelata la posizione che ha assunto un dirigente, e posizione che ha assunto dopo aver fatto le sue valutazioni, evidentemente. E quindi io non sono in grado di dire adesso se, come e quando, ma senz'altro valutato un tanto. Riconfermo, tant'è vero che abbiamo approvato all'unanimità una mozione, poi rivisitata anche da noi, dove si sanciva il sacrosanto diritto di firmare tutte le petizioni di questa terra. Ho motivo di ritenere che la raccolta è stata corretta, perché ho vissuto quel momento e c'era veramente una tensione da parte della popolazione, che veramente cercavano, andavano a chiedere dove si firma,